Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati anche oggi insieme a noi, amici dell'oroscopo, pronti a farci accompagnare anche in questo venerdì dalla carica e l'energia delle nostre stelle. Ci prepariamo per l'ultimo fine settimana di giugno e insieme all'oroscopo di Radio.0 andiamo a scoprire le ultime novità del giorno. Intanto un buon ascolto! Iniziamo quindi subito dall'Ariete. Faticate a mettere a fuoco gli obiettivi professionali, sia per le interferenze esterne sia per le circostanze. Prima di agire fate chiarezza. Il buon umore va salvaguardato per portare avanti gli impegni lavorativi e le relazioni affettive. Toro, il transito della luna in Capricorno è intrigante oggi. Dopo una baruffa il partner si scusa e vi coccola, confermando la sincerità dei suoi sentimenti. Un superiore invece vi propone un incarico interessante, una somma in attesa vi permette di levarvi qualche sfizio. Gemelli, la quasi assenza di passaggi celesti ostili vi rende tranquilli oggi. Una serena integrazione, scambi stimolanti, utili esperienze di collaborazioni con gli altri vi attendono. Fase ottima per chi è innamorato e per chi cerca sensazioni forti e inebrianti anche fuori dal seminato. Cancro, contro di voi rema la luna che vi sottrae concretezza, ma Urano gioca a vostro favore. Con un pizzico di fortuna recuperate velocemente un ritardo. Superata la naturale riservatezza, apprezzerete l'effetto stimolante di nuove amicizie, gentili e discrete. Leone, l'amore è fonte di sorprese, che siate in coppia o no, non date nulla per scontato e preparatevi a navigare a vista. Nella carriera vorreste di più, spianate la strada alle vostre buone intenzioni un passo alla volta, una marcia lenta ma inarrestabile. Vergine, spronata da Urano, la luna in Capricorno vi aiuta a cogliere tutti i lati di un problema e di dire e fare la cosa giusta al momento giusto. Giornata ideale per spostamenti e gite, per una rigenerante escursione in montagna, il clima oggi è particolarmente sereno. Bilancia, la luna in Capricorno al suo passaggio crea un po' di imbarazzo. Incerti se seguire il cuore o la testa, potreste perdere tempo in dubbi controproducenti. Distrazione e mancata concentrazione creano piccoli intoppi oggi, ritardi negli appuntamenti o la perdita di oggetti. Scorpione, l'appoggio del Sole e della Luna di Giove preannuncia una spinta delle ambizioni e un entusiasmo ben riposto nelle vostre possibilità di successo. Buone chance nella vostra attività, ambiente accogliente, rapporti distesi con gli altri e un riequilibrio psicofisico. Sagittario, la buona forma promossa dalla Luna vi consente performance adeguate alla stagione, sport, vita all'aria aperta e rispetto per il vostro benessere. Alto rendimento anche in campo intellettuale, approfondite gli argomenti e vi impegnerete per trovare soluzioni appropriate. Capricorno, il ritmo oggi è piacevolmente accelerato, dritti come fusi, puntate alla meta, cogliete al volo le opportunità con un approccio concreto e diretto, senza deviazioni. Prima di dichiarare drasticamente la fine di una storia, vale la pena, ricordate di non lasciare nulla di intentato. Acquario, il rendimento in termini pratici lascia un po' a desiderare da parte vostra, ma influenzati positivamente dall'esempio altrui rivedrete le vostre posizioni. Tante in questo periodo le occasioni di confronto, ma tante anche le discussioni promosse dall'irrequietezza e dalle novità. E immancabili ancora gli amici dei pesci. La luna fornisce un punto di riferimento per voi, per la creatività e i progetti di largo respiro e vi mette in guardia dalla distrazione e dall'inconcludenza. Il lavoro e lo studio, vissuti con spirito curioso ed entusiasta, vi offriranno i mezzi per raggiungere la vetta. Ed è tutto quindi per oggi, anche per questo ultimo venerdì del mese di giugno dalle stelle di Radio.0, che ritornano però ancora nei prossimi appuntamenti con tante novità per voi. Intanto grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0